I Campi Flegrei si affacciano sul Golfo di Napoli. Sono la caldera di uno degli antichi 12 supervulcani presenti sul nostro pianeta. Sono quei vulcani che con le loro devastanti eruzioni nel corso della storia hanno dato vita a terre ricche di fascino e di mistero, come questa che scopriremo nella nostra puntata. Prima di partire per il nostro viaggio tra i sapori, voglio raccontarvi qualche curiosità su questo territorio, scelto dai romani per il loro divertimento. Nei Campi Flegrei sorge Baia, l'antica Ibiza. Qui tutti venivano a divertirsi per l'effetto Baia, un effetto collaterale e, se vogliamo, benefico delle acque termali di Baia, cioè la vasodilatazione che aiuta in certe attività, diciamo, ricreative. Più a sud, nella zona vesuviana, sorge Pompei, la città della perdizione, l'antica Las Vegas. Lì tutto si poteva vendere e tutto si poteva comprare. Quando dico tutto, intendo dire tutto. E dove c'è divertimento c'è sempre il vino. E questa è una terra ricchissima di vini. Noi li scopriremo nel nostro viaggio Coast to Coast. In questo momento mi trovo su un terrazzamento ai Campi Flegrei. Alle mie spalle c'è l'isola di Procida, famosa per le sue bellezze naturali ma anche per il cinema, perché lì Massimo Troisi ha ambientato il suo ultimo film, Il Postino, che ha vinto anche un Oscar come migliore colonna sonora. Poi più in lontananza c'è l'isola di Ischia. Questo è un bicchiere di Falanghina. Qui, nei Campi Flegrei, vengono coltivati i vitigni per la produzione di questo vino, che è assolutamente particolare, ha un colore giallo paglierino e un profumo esotico, straordinario anche perché unisce due caratteristiche, vale a dire quella della sapidità delle acque marine e i sali minerali del territorio flegreo, che si tratta ovviamente di un territorio vulcanico. È un vino non adatto per l'invecchiamento, o almeno si credeva non fosse adatto per l'invecchiamento, ma da qualche tempo i giovani viticoltori soprattutto hanno iniziato a farlo invecchiare, ottenendo degli straordinari risultati. La Falanghina è un vino conosciuto fin dall'antichità, non mancava mai sulla tavola degli imperatori e anche alla corte di Napoli c'era sempre una bottiglia di Falanghina. Poi si dice che addirittura il Papa lo avesse inserito nella carta dei vini papale, ma i papi si sono sempre trattati particolarmente bene. La Falanghina è un vino speciale perché è adatto a tutti i piatti della cucina mediterranea, sia con il salato che con il dolce si sposa sempre benissimo. Pensate che ci si può fare il passito e addirittura lo spumante. Fin dal 1994 è arrivata la denominazione Campi Flegrei DOC. Ma il resto della storia ce lo facciamo raccontare dal mio amico Gennaro. Ciao Giampa. 3 generazioni di viticoltori qui nei Campi Flegrei, ma tu non coltivi soltanto il vitigno per il bianco, vero? Anche per il rosso, il famoso per il rosso dei Campi Flegrei. E il tuo preferito qual è? È il bianco. Perché? È perché, diciamo, è un vino che ti affascina, sia con una donna, sia a tavola. Senti, ma questo fatto della donna, io ho saputo che è un po' afrodisiaco. Sì. E allora noi, guardando questo panorama, facciamo un brindisi alla salute dei Campi Flegrei.
marola, che in italiano diventa maschio, il pomodoro. Forse anche per questo c'ha il pisellino. In realtà il pisellino alla fine ce l'ha soltanto nella versione del piennolo, che è questo grappoletto di pomodori che viene messo qui ad essiccare, lo sistemano fuori ai balconi, per esempio le massaie, assume un colore, un profumo, un sapore straordinari. Certo, non è l'unico tipo di pomodoro che si usa in cucina, come sanno bene le massaie e ovviamente gli chef. Lo so, sembra di essere in Sud America, in una fazenda, tra Messico, Brasile, Colombia, in mezzo a cavalli bellissimi, balle di fieno, selle di cuoio, laso e redini. In realtà il nostro viaggio coast to coast è tra Vesuvio e Campi Flegrei e io sono proprio qui, alle spalle del Vesuvio, sul Monte Somma, dove c'è stata la colata del 44 in piena Seconda Guerra Mondiale, l'ultima in ordine di tempo, che ha reso ancora più fertile questo territorio, dove nasce il re del Vesuvio, il pomodorino del Piennolo, che però per i napoletani diventa femmina, la regina, Avum Marulella, Ropiennolo. E adesso noi andiamo insieme a scoprire dove nasce questo gioiello, pomo d'oro. Solo che la produzione mi ha imposto di andarci a cavallo. E detto sinceramente, io a cavallo non ci sono mai andato. Mi hanno detto che me ne daranno uno tranquillo. Speriamo bene. Ma non basta. La produzione mi ha imposto anche di indossare degli abiti di scena per creare l'atmosfera. E allora a questo punto mi cambio per voi. Il nostro viaggio continua, coast to coast. Con il mio amico Leo sono venuto a scoprire dove si coltiva il pomodorino del Piennolo, la fattoria del Vesuvio, dove Peppe tutti i giorni con le sue mani coltiva queste piantine. Raccontami un po', Peppe, la pianta del pomodorino del Piennolo. Partiamo proprio dalla storia del pomodorino del Piennolo. Devi sapere che già dal 1850 si parla di questo tesoro e solo in alcuni comuni viene coltivato questo tipo di pomodoro. In realtà ne sono 5 le varietà. Oggi vedi la patanara, una forma ovale ma sempre pizzuta. Non c'è bisogno di acqua, è tutto a secco. Cioè mi stai dicendo che questi pomodori crescono senza bisogno di essere innaffiati? Sì, solo con il calore del sole. E chiaramente con la ricchezza della terra vulcanica, visto che siamo sul Vesuvio. Certamente. Inoltre, per far venire un ottimo pomodoro del Piennolo, bisogna mantenere una misura standard. E noi attuiamo la cimatura per fare ciò. Cioè praticamente non fai crescere la piantina troppo in alto. Infatti, E come fai? Questo metodo si chiama la scamuzzatura. Ok, che significa? La cimatura della pianta. Fammi vedere come fai. La cima e il figlio. Però hai lasciato il rametto con i fiori, ho visto. Sì, questo rametto saranno i futuri pomodori. Che poi si chiama del Piennolo, secondo una delle tante leggende, perché le mogli dei pescatori di Torre del Greco, che è proprio qui davanti, intrecciavano, solitamente, le reti dei loro mariti, che però poi quando andavano in mare si portavano ovviamente le reti per pescare. Allora loro, rimaste senza lavoro, cominciarono ad intrecciare alcune piante con tutti i frutti attaccati ancora dei pomodorini del Vesuvio. E da lì sarebbe, secondo la leggenda, nato il pomodorino del Piennolo, che da 2 secoli è sul presepe napoletano.
Al mio amico Leo, che è un buon gustaio come me, Che se non si direbbe. assolutamente no, devo chiedere una cosa, ma qual è la ricetta migliore per gustare il pomodorino del piennolo? Giampa, guarda, è un piatto talmente semplice ma così gustoso che è una cosa eccezionale. Uno spaghetto di Gragnano trafilato al bronzo, poi ci mettiamo il pomodorino del piennolo, deve essere bello maturo, Certo. e una bella foglia di basilico, Ah. questo lo colora e lo profuma. Benissimo. Però possiamo anche variare, fare qualcosa di ancora più estivo. Ci togliamo il basilico, ci Sì. mettiamo il prezzemolo, lasciamo sempre l'ingrediente principale che è il pomodorino, Certo. poi ci togliamo gli spaghetti, ci mettiamo un bel pacchero, un mezzo Ah. pacchero sempre di Gragnano, andiamo giù al granatello, prendiamo uno bello scorfano e ci mangiamo un grande pacchero con lo scorfano e con il pomodorino, una cosa eccezionale. Fantastico. E io conosco un posto speciale a Napoli dove assaggiarlo. Il centro storico di Napoli è ricchissimo di luoghi straordinari da scoprire e da vedere di persona. Qui c'è il Real Orto Botanico, un progetto voluto dai Borbone e realizzato poi da Bonaparte. Ma più in là c'è anche Piazza Carlo III, piazza bellissima con l'Albergo dei Poveri, una struttura incredibile. Ma il motivo per il quale sono qui a Via Foria è andare a trovare il mio amico Carletto, vale a dire la cucina di Mammà. Carletto, Ciao Giampa. come promesso ti sono venuto a trovare, però lo sai che non vengo solo per il piacere di salutarti, ma ovviamente perché voglio assaggiare la tua cucina. Mangiamo insieme? Che mi fai assaggiare? Bobbechi. Va bene, vado a tavola. Oh, Eccomi. ma sei arrivato a mani vuote però. No, arriva. Senti, io mi ricordo di te da sempre qua in questo locale, ma quanti anni sono che stai qua? 20. Con grande soddisfazione, Bellissimo. tua e delle persone che chiaramente vengono a mangiare. Ecco. Promessa mantenuta, è arrivato, ma è bellissimo. Tu compri sempre il pesce al porto. Sempre. In due Sempre porti sì. mi dicevi, no? Sì. Granatello e Pozzuoli. Che hanno due tipi di pesce diverso. Spiegami quali sono. Allora, questo qua è un pesce da amo. Mm. È uno scorfano locale di Fondale, sì. E a Pozzuoli sono pesci di irezzaiuole, li chiamano, quelle Cioè? barchette piccoline, sai? Ok, quindi devo andare a pescare con la Invece a rete. Granatello facciamo la pesca di paranza. Paranza con reti da traino, no? Sì? Quindi i pesci anche quelli più piccoli per intenderci. Là fanno paranza, mazzamma, fanno polipetti, seppie. E tu un po' di gamberi queste bianchi. cose. E tu un po' di queste cose dopo me le fai assaggiare. Chiara. Senz'altro, dopo facciamo un po' di paranza. Ma adesso andiamo su questo però. Sì. Aggrediamolo. Assaggiamo? Questo è uno scorfano. Scorfano. Che è un pesce brutto da vedere, insomma. È buonissimo però, Però bisogna capire il sapore. Vieni. Arrivo. Ci vedo dei pomodorini qua dentro. Sì. Questi sono i pomodorini. Rupien là. Esatto. Che sono per intenderci quelli che si sistemano tutti nel grappoletto e poi vengono messi. Ma tu ce li hai, ti aiuto. Tu ce li hai in cucina i Sì, pomodorini? Cioè c'hai il piennolo in cucina. Sempre. Anche Appeso. perché prende un po' di sapore, prende un po' di aroma. Benissimo. Beh, allora io direi che qua dobbiamo iniziare. Iniziamo? Con che pasta hai abbinato questo pesce? È un pacchero di Gragnano. Un pacchero, che sarebbe lo schiaffone Sì. per intenderci, che diventa a Napoli ovviamente il pacchero, che va tagliato perché è di dimensioni, diciamo, generose. Sentiamo. appetito. Buon appetito anche a te. E come al solito l'abbinamento tra questi pomodorini e il pesce è straordinario. Pesce freschissimo che poi innaffiamo con una
falanghina dei Campi Flegrei, chiaramente, anche se vedo che dentro c'è una novità, non c'è soltanto il vino. In italiano la chiamano la pesca, però questa qui è la percoca. A Napoli. Una cosa ancora in più con i pizzi. Che per intenderci viene tagliata, viene messa nel vino, in modo che ovviamente prende un po' di sapore e di Almeno aroma. un'ora prima. Ah, deve restare parecchio a bagno. E poi si beve l'odore, senti. con un profumo eccezionale. Ma dopo la frutta la mangiamo. Come no. E quando decidi di mettere qualcosa nella pentola, nella padella per cucinarla, stai sempre attento ovviamente Sempre. a quelle che sono le origini del prodotto, no? Sempre, però basta metterlo con la mano sinistra, Perché? quella del cuore, no? Cioè ci hai messo anche un po' di basilico, che è una nota particolare tua. Buonissimo. Basilico tuo? Nominato, sì, Non esatto. comprato. No, mio. Buonissimo. Senti Carlo, però lo sai, io sono goloso, voglio assaggiare un po' di quel filetto. Dammi forchetta e coltello. Mamma mia. Fantastico. E a mamma, te. È vivo, buonissimo. Altro poco? E questo è proprio dal mare, nella tua padella, No. fino a tavola. E imboccare. Meglio di così non l'ho nemmeno tagliato. Se io ti volessi chiedere un consiglio, fai conto che devo portare un'amica a cena stasera, un'amica speciale, ovviamente. Che cosa mi consigli di ordinare? Inizierei con una bella impeperata di cozze, per due motivi. La prima, che la cozza è afrodisiaca. Oh, E la seconda, ci facciamo capire che primo peso. Siamo veraci. Benissimo. Allora mi sa che sceglierò proprio quello che mi hai detto tu. Questo invece che cos'è? Vedo un sacco di pesce, fritto. Sì, fritto. Questi sono triti e merluzzi di paranza. Che andiamo a prendere al granatello. La paranza, mi hai detto, è quella cosa che si pesca con le reti. Qua ci manca una cosa però nel pescato di oggi. Ci manca figa e stuace. In Che italiano si sarebbe? chiama la surace. Ok. Che è un altro tipo di pesce. Sì. Perché non È c'è tipo una oggi. sogliola, tipo una Non sogliola. c'è oggi No, perché. nel pescato di oggi non l'hanno pescato. Perché questa è una cosa che mangi chiaramente Sì, sulla base di quello che Sì. trovi, no? Però mi hai detto prima che esiste anche un altro tipo di prodotto per fare il pesce fresco, diciamo un po' inferiore di livello? Quelle amazzam sarebbero i pesci di scarto. Che Ok. vanno fatto fritti o a zuppa, però sono di assoluto livello, sono buonissimi. Cioè li mangi appena Sì, pescati? sì. Vabbè, allora dobbiamo aggredire questi. Fammi capire. Una bella triglia. E il merluzzetto. Bel merluzzo. E il limone, chiaramente. Il limone te lo premo io. Ah, benissimo. Servito e riverito oggi proprio. Questo lo vai a scegliere tu in prima persona direttamente. Sì, diciamo di sì, solo che il problema è questo, che noi quando faccio la paranza, io mi prendo tutta la pesca, non è che vado a scegliere il pesce, capito? Quello che è la pesca, quello mi prendo tutta la barca, diciamo, dai. Tutta la barca. Sì. E questo ti garantisce di dare ai tuoi clienti chiaramente sempre un prodotto assolutamente freschissimo. Perfetto. Carlo, grazie per questo viaggio incredibile che mi hai fatto fare. Siamo partiti da Gragnano con la pasta, siamo saliti sul Vesuvio con i pomodorini del Piennolo e poi siamo scesi verso il mare. Prima a Pozzuoli con lo scorfano, poi siamo andati al Granatello con la paranza, frittura straordinaria e poi abbiamo concluso con una falanghina dei Campi Flegrei, veramente eccezionale. Grazie a te per questo viaggio, il nostro continua. Vi presento un po' di amici che conosceremo nel corso di questa puntata, tutti rigorosamente pescati nel mare Flegreo. Partiamo dalla Sogliola, poi voglio presentarvi orate e spigole. Questi sono i moscardini, in napoletano li chiamano i purpetiel perché sono dei piccoli polpi che preparati con spaghetti e pomodorino danno il meglio di loro. Per il pesce azzurro due presentazioni, palamito e dei tonnetti. Una delle principesse, io direi una delle regine del mare Flegreo, questa è la ricciola. Poi c'è un pesce molto particolare, si chiama pesce bandiera in italiano,
ma i napoletani la chiamano acurrea, che per intenderci significa la cintura, forse perché assomiglia un po' a una cintura di quelle che si mettono ai pantaloni. Un cibo povero, ma un pesce ricco di sapore e di nutrienti. L'alice, su tutte le tavole d'Italia si trova questo pesce, noi lo assaggeremo dal nostro amico Salvatore, il nostro amico chef che ce lo preparerà, vedremo come, anche perché le alici si possono preparare in tanti modi diversi. Ma senza ombra di dubbio, la cozza è la regina di questi mari. Cozza che si può assaggiare anche così, vedete, con una spremuta di limone a crudo e che io assaggio per voi. Poi vi porto a vedere dov'è che vengono allevate le cozze. Salvatore, Ciao, ciao. che ci fai? Sto facendo un po' di spesa. Per il tuo ristorante? Sì. E che stai prendendo? di Un buono, pomodoro Fabio? cannellino. Che è diverso da quello del Piennolo, Sì, ovviamente. il nostro E che questo- differenze c'ha? Questo è tipico flegreo, ma le differenze non te le posso spiegare. Devi venire e ci mangiamo una cosettina insieme. E io questo volevo sentir Va dire, bene. Salvatore. E come lo prepari? Come lo cucini? Con cozze. Facciamo uno spaghetto, cozze e cannellino. Bravissimo, allora tu vai in cucina a preparare da mangiare, ci vediamo più tardi. Ti aspetto. Noi nel frattempo invece andiamo a vedere dove vengono coltivate le cozze e dove viene ovviamente coltivato il pomodoro cannellino. La mitilicoltura, cioè l'allevamento dei frutti di mare, è una caratteristica di questa zona da migliaia di anni, fino a quando gli Eubei arrivarono qui per fondare Cuma. In particolare la cozza è la regina della tavola partenopea, questa viene allevata in questa zona e in particolare i napoletani vengono a comprarla a Monte di Procida, per esempio per il Giovedì Santo, perché c'è la tradizione di preparare la zuppa di cozze. Queste sono state appena raccolte, non perdo l'occasione di assaggiarne una con il vero sapore del mare. Buonissima, davvero sa di mare. Coast to Coast è il viaggio alla scoperta dei tesori e dei prodotti che sono diventati delle eccellenze apprezzate in tutto il mondo. Il pomodoro cannellino si coltiva soltanto da queste parti, è autoctono. Sì, nell'area flegrea. E nasce sulle colline tra Monte di Procida e Bacoli. Il nostro viaggio comincia lontano nel tempo, dobbiamo arrivare a 60.000 anni fa e dobbiamo arrivare a un periodo in cui praticamente sulla Terra non c'era nemmeno l'essere umano, ma qui c'era un'attività vulcanica incredibile. Quando molti anni dopo arriveranno i greci, chiameranno questa terra Flegra, ardente, che brucia, diremmo oggi in italiano. I Campi Flegrei, una terra che bruciava perché era al centro di un'attività vulcanica molto molto intensa. E 39.000 anni fa ci fu la mamma della regione Campania, perché ci fu un'eruzione talmente devastante, talmente forte ed esplosiva, che sparse le sue ceneri, ricche di sali minerali, su tutta quanta la regione Campania, rendendola una terra assolutamente unica, baciata dal sole, e questo lo sappiamo, ma con una ricchezza del territorio e una fertilità uniche al mondo.
Ed è in questa terra che nasce il pomodoro cannellino, da queste piantine che non hanno bisogno nemmeno d'acqua. Si tratta di un pomodoro autoctono, nato in questa zona e cresciuto soltanto in questa zona. Non ha mai avuto alcun tipo di ibridazione o di innesto. Ha bisogno soltanto del sole che tutti i giorni lo bacia e fa crescere le piantine. Il frutto è sodo, con la polpa molto soda, la buccia è sottile e il sapore è dolce e delicato. Si abbina benissimo ai piatti di terra, quelli della tradizione popolare, ma i pescatori di questa zona hanno imparato a usarlo anche nei piatti di pesce. Per tanti anni è stato a rischio di estinzione, poi grazie al lavoro di tante persone che vengono a coltivare questi pomodori si è riusciti a recuperarlo e adesso si aspetta soltanto di avere la certificazione DOP. Vi siete divertiti a preparare questi famosi pomodori, il cannellino, Sì, noi abbiamo sì. visto dove si coltiva e che adesso possiamo assaggiare. Questa è la versione cruda perché è messa Questa è una sulla versione bruschetta. cruda, io la preferisco servirla così, non passata al forno. Assaggiamo, perché c'è anche chi fa la bruschetta col pomodoro passato al forno. Si passa al forno, diventa un poco più morbido. Poi il cannellino ha questa caratteristica che ha una buccia molto sottile, che per alcuni può essere un difetto, io la amo invece. E perché dovrebbe essere un difetto? Perché è meno compatta, quindi subito si diventa, come dire, le cotture sono un poco più veloci. Ah, ok, quindi è un fatto tecnico. Come fatto tecnico. Ma mangiato non cambia niente. Te lo faccio Equilibrio. sapere fra un attimo. Prima il pezzettino con la forchettina E io vado di mani. e poi ti seguo con le mani. È dolcissimo. Però Insapidità, dolcezza è fantastica. Ma sai perché si chiama cannellino? no, L'impianto delle stesse viene realizzato, visto che la pianta cresce in altezza, con le canne di bambù. arriva lo spaghetto. Lei è Facciamo Jessica, è un po' una di mia salsa. collaboratrice. Caspita. Complimenti innanzitutto Grazie, per il Jessica. piatto che... È tutto piatto. Come si porta Beh, oggi. in realtà oggi questa è una cosa Oggi che va piatti molto di moda, enormi vanno e di moda questi porzioni piatti enormi che va bene molto- per chi è a dieta, Certo. perché mi hanno spiegato che insomma avere una piccola porzione al centro fa Si sembrare... mangia prima con gli occhi, già esatto. ricordo. Si mangia prima con gli occhi, questo è vero. E questo con gli occhi si mangia moltissimo. La preparazione, l'impiattamento è importante, anche se per fortuna non è una di quelle cose da nouvelle Io cuisine. uso le mani, mi do una mano con le cozzole. Fai spesso. benissimo. No, una cosa che volevo chiederti, ma qui privilegiate più la cultura popolare nel tuo ristorante o invece quelle tendenze moderne a preparare le cose in maniera insomma anche un po' troppo sofisticata? Ma Giampa, spingere troppo verso il moderno non è, diciamo, quella che è la mia filosofia di lavoro. Diciamo che è un giusto connubio tra la tradizione, tu devi sapere che in cucina fino a qualche anno fa c'era mamma. Ah, ecco. Quindi mamma, che è una cuoca fantastica, mi ha insegnato proprio la tradizione. E io invece, diciamo, ho portato qualche Certo. piccola variazione perché ci siamo proiettati comunque verso il futuro. Però qua c'è tutta la Questa tradizione. è tutta tradizione. Perché sì, c'è la pasta, assolutamente. perché ci sono le cozze che sono di qua, c'è il C'è il pomodoro pomodorino. che è proprio di qua, il cannellino, allora dobbiamo soltanto assaggiare. Fammi sapere. Guarda, già ti posso dire che arrotolando, abbiamo anche una cozza che ci sta bene, già arrotolando si sente che la cottura è quella giusta. Si sente il sapore del mare. Sì, perché poi come particolarità noi utilizziamo proprio l'acqua che rimane nelle bucce delle cozze. Ah, quella la che utilizzi va per poi a cucinare. mantecare un po' il tutto, sì, alla fine. Senti il sapore del mare e senti, è incredibile, anche il sapore Senti della come si terra. sposa, sì, con la dolcezza, diciamo, del pomodoro. Sono due cose che convivono insieme, è un po' come una specie di storia d'amore tra il mare e la terra di questa straordinaria zona che insomma se è stata sempre preferita anche fin dai tempi dei romani, dei greci, un motivo ci sarà.
Allora, puoi tranquillamente, mentre io cerco di capire che cosa hai preparato. Qui ci sono È semplice. le alici. Le ho riconosciute. Un pesce povero ma che in realtà sta vivendo una seconda giovinezza, nel senso che è diventato assolutamente un piatto forte della cucina. Molto rivalutato, assolutamente, per le sue caratteristiche organolettiche. E poi questo si mangia freschissimo. Sì. Veramente buono. Quindi soddisfatto. Soddisfattissimo, qua ci sta bene con questa falanghina, un bel brindisi con Salvatore Albaia A te. al pesce azzurro dei Campi Flegrei. Qui nei Campi Flegrei il pesce è sempre buonissimo, ma vi garantisco che appena pescato, freschissimo, è ancora più buono. Per questo ho deciso di andare a pescare, per voi, con il mio amico Pietro. Ciao Pietro! Ciao, ciao. Il canale di Procida è un mare da sempre molto pescoso. Purtroppo negli ultimi anni, mi spiegava Pietro, è stato fortemente sfruttato e questo ovviamente lo ha impoverito. Ma si riesce ancora a pescare tanto. Pietro, abbiamo recuperato le nostre reti, è stata una giornata discreta, no? Sì, noi da queste parti diciamo non c'è male. Non c'è male, va bene. Ma il pesce più grande che tu abbia mai pescato durante questi quasi 50 anni per mare? È stata una pescatrice che è venuta sotto, era un 20 kg. Quindi sicuramente una grande soddisfazione. Noi adesso siamo pronti per tornare in porto e il nostro viaggio continua, coast to coast. Sono a Casa Male, nel centro storico di Somma Vesuviana, le pendici del Monte Somma, lo scudo naturale del Vesuvio. Questa è una terra ricca di storia, di tradizione e di vini. Si narra che l'imperatore Augusto, che aveva la sua villa proprio qui, a 2 passi dal centro storico, vinificasse con le uve del Monte Somma. Io incontro tra poco il mio amico Angelo. Con lui assaggeremo le specialità della cucina locale a base di stoccafisso e baccalà. Ciampa, ciao, benvenuto. Angelo, grazie per l'invito, perché il locale è carinissimo, poi mi hai fatto scoprire questo vino, mi hai detto che si chiama Catalanesca. Catalanesca, Come mai? dall'uva catalana, apposta portata dalla Catalogna, dal re Alfonso I d'Aragona nel lontano 1500. Mamma mia. E che ci abbiniamo qua vicino? Logicamente baccalà, Visto che siamo a visto Somma. che siamo a Somma. Assaggiamo una specialità di baccalà. Ci sono diverse specialità a base di baccalà e stoccafisso. In questo momento siamo onorati con il baccalà marinato, Ah, caspita. con insalatine varie sempre del luogo. Che poi la cosa incredibile è che noi non ci troviamo vicino al mare, qua a Somma. Non ci troviamo vicino al mare perché praticamente anche il baccalà ha una storia antica legata col territorio. Il baccalà viene pescato nei mari del nord Europa, ma incredibilmente in Campania è diventato un piatto della tradizione locale. Lo cucinano in tanti modi diversi, sempre buonissimo. Io sono a Somma Vesuviana, alle pendici del Vesuvio, dove incontro Fabiana, una mia amica la cui famiglia si occupa di baccalà e stoccafisso da 4 generazioni. Ciao Fabiana! Ciao! Che cosa fate qua? Importiamo, trasformiamo e commercializziamo lo stoccafisso e il baccalà. Ed è una cosa che fate da tantissimi anni, qui ha cominciato addirittura il tuo bisnonno. Esattamente, sì. Lui si recava al porto di Napoli per barattare le prelibatezze del Monte Somma con questi pesci dei mari del nord che erano di lunga conservazione e quindi incontravano le esigenze e i gusti soprattutto del nostro entroterra. Senti, io sono curioso, voglio vedere come lo lavorate. Andiamo. Eccoci qua, siamo arrivati. Fabiana, dunque questo è il baccalà. No, questo è lo stoccafisso, cioè il pesce bastone, ovvero il merluzzo essiccato, posto sotto sole. Che a voi arriva direttamente così. Esattamente. Successivamente avviene la fase della scodatura, il pesce verrà poi sviscerato e posto in questa vasca. Mentre quello è il baccalà, Sì. che è un pesce diverso. No,
fanno parte della stessa famiglia, il Gadus morua. La differenza è nel processo di conservazione, perché mentre lo stoccafisso viene posto sotto sole, il baccalà viene posto sotto sale. E assume ovviamente un sapore completamente diverso anche in cucina. Voglio farvi vedere questo pezzo incredibilmente grande di baccalà, che poi altro non è che il pesce tagliato a metà ed aperto. Per tutti gli italiani questa è l'ala di baccalà, per i napoletani è ascella. Un pezzetto di questo fritto, ovviamente, non può mai mancare sulla tavola a Napoli la sera del 24 dicembre, la vigilia di Natale, per tradizione o, come dicono i napoletani, per devozione. Noi continuiamo il nostro giro. Il nostro viaggio continua, coast to coast. Nasce nei Campi Flegrei, è la mala orcula, o almeno la chiamavano così nell'antichità perché la sua forma ricordava l'occhio del ciclope. Poi, con l'evoluzione del linguaggio nel corso dei secoli, è diventata la melannurca. I contadini la raccolgono ancora verde, poi la lasciano riposare sulla paglia e pian pianino acquisisce il suo colore rosso e il sapore sempre più dolce man mano che passa il tempo. Una volta ridotta in purea, si può trasformare in un liquore, buonissimo, chiaramente. Qui con me c'è Giuseppe Amato, la sua famiglia distilla liquori fin dal 1881. Benvenuto. Ciao. Io sono curioso di sapere come fate a realizzare questo liquore di melannurca. Le mele annurche arrivano in distilleria, noi le riduciamo in polpa e poi successivamente le lasciamo fermentare per almeno 15 giorni fino a quando tutta la parte zuccherina si è trasformata in alcol. Dopo questa fase il mosto che si è ottenuto viene filtrato, aggiunto di zucchero e poi imbottigliato. Quindi fate prima il vino? Sì, in realtà e poi lo trasformate in liquore? Si utilizza la parte zuccherina che si trasforma naturalmente in alcol. Senti, ma lo posso assaggiare? Sì, certo. Grazie mille. Già il profumo è dolcissimo. Sì, la caratteristica principale di questo liquore è l'intensità del suo profumo, il fatto che bevuto anche a una temperatura piuttosto fresca, perfetto per la fine di un pasto o anche un liquore da meditazione. Beh, mi sa che medito un po' allora perché ne vale la pena. È buonissimo. La storia della pasta artigianale di Gragnano affonda le radici in epoca romana, quando veniva prodotta nella Valle dei Mulini. L'acqua povera di calcare dei Monti Lattari e l'aria di mare durante l'essiccazione le donano un sapore particolare e delle proprietà nutritive fuori dal comune. Infatti durante le carestie più di una volta la pasta di Gragnano ha salvato i napoletani dalla fame e dalla morte. Nel 1848 Ferdinando II di Borbone, che era ghiotto di pasta di Gragnano, volle visitare i mulini dove veniva prodotta e scoprì che veniva impastata con i piedi. Si credeva infatti che impastandola con i piedi la pasta poi avrebbe avuto una morbidezza fuori dal comune. Il re era un po' schizzinoso, quindi decise di trovare una soluzione e chiamò a corte tutti gli inventori del regno. Uno di loro riuscì a trovare la soluzione. Inventò l'uomo di bronzo, un macchinario che da quel momento in poi fu utilizzato per la lavorazione. E adesso vi porto a scoprire dove nasce
la pasta di Gragnano. Siamo a Gragnano, al pastificio artigianale d'Aragona. Questa è la semola 100% grano duro italiano con cui si realizzano i vari formati di pasta. Alla mia sinistra gli schiaffoni, alla mia destra gli spaghetti, mentre al mio fianco c'è Rino, giovane mastro pastaio gragnanese doc. Ciao Rino. Ciao Giampa. Ascolta, ma la passione per la pasta come ti è nata? Essendo gragnanese la passione ce l'abbiamo nel sangue. Cioè nelle vene praticamente vi scorre acqua e semola. Esatto. Ma come hai imparato a fare la pasta? Tramite un mastro pastaio di antica generazione, sempre di Gragnano. Senti, ma mi spieghi quali sono i segreti, i trucchi del mestiere? Cioè come dalla semola e dall'acqua di Gragnano, che so che dona delle particolari caratteristiche alla pasta, poi si realizzano i vari formati? Il segreto parte dalla selezione del grano per garantire un valore proteico molto alto e una qualità eccellente. Poi passiamo nel settore produzione, dove avviene l'impasto, quindi la miscela tra acqua e semola. Che praticamente replica un po' in maniera industriale quello che facevano una volta le massaie, che mescolavano a mano con il lavoro delle loro mani e delle loro braccia la semola e l'acqua di Gragnano, che come abbiamo detto è un'acqua speciale, con delle caratteristiche particolari che dona alla pasta un sapore, un profumo e delle peculiarità uniche in tutto il mondo. Talmente buona che è possibile assaggiarla anche cruda. E se la pasta di Gragnano è buona cruda, immaginiamoci cucinata a puntino. Oltre agli spaghetti, che sono il formato classico più famoso della pasta, anche grazie all'immagine di Pulcinella che li mangia, no? Dall'alto, con le mani, senza usare le posate, altri due sono i formati importanti per i napoletani: i paccheri, gli schiaffoni, e la pasta mista, che i napoletani chiamano a pasta ammiscata. Una volta si chiamava amunnezzaglia. Il nome non evoca qualcosa di positivo, significa spazzatura. Anticamente la pasta veniva venduta in sacchi, sfusa, e alla sera tutta quella che cadeva durante la vendita veniva raccolta e messa in un sacco a parte, formando appunto una pasta mista, perché erano ritagli di vari formati. Veniva venduta a basso prezzo alle persone più povere, che la cucinavano con i legumi e nel corso del tempo hanno dato vita a dei piatti della tradizione popolare. Un altro dei posti dove gustare la pasta di Gragnano è sul Monte Somma, alle spalle del Vesuvio, dove sono venuto per incontrare il mio amico Nunzio. Che ci hai preparato di buono? Allora, paccheri di Gragnano con pomodorino del pinnolo del Vesuvio, con una fogliolina di basilico del mio giardino. E quest'altro piatto? Crema di Fasoleus vulgaris, 2 pomodorini del pinnolo del Vesuvio, con selezione di pasta tipica popolare napoletana, con tocchetti di pelatello affumicato e un ciuffo di prezzemolo. Che sarebbe? Pasta e fagioli. Io qua vedo 2 vini, una Lacrima Christi rossa e un Piedirosso. Quale abbiniamo ai paccheri? Piedirosso. Marziale diceva che il dio greco Bacco preferiva alla sua terra natia le dolci colline della Campania, perché qui vengono prodotti dei vini straordinari, come questo. È un Piedirosso, in napoletano diventa Peripalum, zampa di colombo, perché la piantina, il grappoletto in realtà di questa pianta, ha lo stesso colore della zampetta dell'animale. È un vino dal colore rosso rubino. Il vitigno che produce questo vino si coltiva soltanto qui nella zona flegrea oppure alle pendici del Vesuvio. I vini prodotti hanno ovviamente lo stesso nome, ma dei sapori completamente diversi, proprio perché sono diversi i terreni su cui i vitigni crescono. Questo è quello del Vesuvio, che abbiniamo ai nostri paccheri. Assaggio per voi. Veramente, veramente buono. Ma adesso è il momento della pasta e fagioli, dove abbiniamo Lacrima Christi, che è un vino completamente diverso. Sì. Ma adesso è il momento di pasta e fagioli. Stavolta servo io. Bene. Allora,
questo e questo, ecco qui, sono per te. E questa è la porzione mia. Ora, stavolta invece assaggio per me stesso. Ah, dimenticavo, il nostro viaggio continua, coast to coast.